Buonasera, siamo nella sala del Consiglio Comunale di Nuoro con il sindaco Andrea Soddu e il presidente del Consiglio Comunale Sebastian Cocco. Stasera qui siamo in pochi. Abbiamo scelto un luogo simbolo per la 13ª edizione del Premio Letterario Nazionale Grazia Deledda, che si svolge in un momento drammatico per tutti. È un premio a distanza. Vincitori e giurati li vedremo presto nei collegamenti video. Questo è un annus horribilis, ma come vedrete sarà davvero un'edizione speciale. Mi affianca nella conduzione Valentina Sulas. Valentina è un'attrice di teatro, si è occupata della Deledda, si occupa da anni della Deledda e ha messo in scena un monologo tratto dal romanzo La madre. Valentina. Buonasera a tutti e benvenuti. Innanzitutto vorrei dirvi che dedichiamo la copertina del premio all'attualità, al dramma della pandemia, che sta falcidiando soprattutto gli anziani, che sono la nostra memoria, che scompaiono inghiottiti nel nulla. Il premio letterario nazionale Grazia Deledda è nato nel 1952 con la presidenza del poeta Marino Moretti, che scopre nell'estate di quell'anno a Sant'Upredu il mondo di Cosima. La Deledda col poeta Marino Moretti ebbe una liaison letteraria durata 10 anni, dal 1913 al 1923. Il premio a Nuoro nasce per iniziativa dell'Ente Provinciale per il Turismo con la presidenza di Enrico Maciotta e sotto la spinta dell'intellettuale e scrittore Mario Ciusa Romagna. La figlia Maria Elvira, studiosa della Deledda, di recente ha pubblicato le carte conservate dal padre sullo storico premio. Il premio segnò l'inizio di un risveglio culturale, fu quasi una scintilla in quella tene sarda sonnacchiosa. La commissione, presieduta da Marino Moretti, si arricchì di nomi prestigiosi come Giuseppe De Sil, pedagogista Carmelo Cottone, Bonaventura Tecchi, lo scrittore germanista di fama internazionale. Vincitori nelle prime edizioni, fra gli altri, furono Pari de Rombi, Nino Palumbo, ma fra i segnalati spiccano Salvatore Cambuso con Una stagione a Orolai, Alberto Bevilacqua con Donna di cuore e Giuseppe Fiori con Sonetaula, diventato poi un film con la regia di Salvatore Mereu. Il premio, riservato agli inediti, assume subito un carattere nazionale perché il progetto viene sposato dalla Mondadori. Dopo Marino Moretti, la presidenza passa a un altro grande scrittore, Carlo Bo, che poi diventerà senatore a vita. Presidente dell'Ente Provinciale per il Turismo diventa nel 1958 il medico Gonario Arru, che guiderà il premio fino al 1970. Arru nel 66 introduce la saggistica, che rappresenterà una svolta nella storia del premio. Nel 1970 viene premiata la commissione d'inchiesta sul banditismo in Sardegna per le sue conclusioni, una commissione che era presieduta da Giuseppe Medici. Il resto è storia recente. Negli anni 2000 il premio viene rilanciato con la presidenza per 2 edizioni di Andrea Camilleri, poi di De Benedetti, Savona, Sergio Zavoli. Quest'anno infine con la presidenza dell'italianista Alberto Asorrosa. Al rilancio di questo premio letterario ha contribuito fortemente il Comune di Nuoro e abbiamo qui stasera il sindaco Andrea Soddu. Grazie e buonasera a tutti. Sono molto contento di poter partecipare a questa importante iniziativa e di poter, come Comune di Nuoro, aver dato un contributo al rilancio del premio, per cui innanzitutto vanno i miei ringraziamenti alla Fondazione del Premio Deledda e alla Fondazione di Sardegna, che hanno consentito di arrivare a questo punto. Grazia Deledda per Nuoro rappresenta un simbolo proprio dal punto di vista politico, perché se pensiamo a questa donna che nel 1871 ha i natali qua, proprio nel quartiere storico di Sant'Upredu, nel rione delle Concerie, figlia di un possidente, in una famiglia molto legata alle tradizioni, il padre era già un poeta estemporaneo. Questa ragazza da bambina ha coltivato il sogno di diventare una scrittrice, una grande scrittrice, con la sua scrittura, con i suoi racconti, di varcare il mare, di varcare il Mediterraneo, che era un oceano ed è un oceano per la Sardegna. E lo ha fatto in una condizione in cui la donna non aveva
il riconoscimento che c'ha oggi. La donna è iniziata a votare nel 1946, per intenderci. A Nuoro era un piccolo villaggio di poche migliaia di abitanti, si arrivava con delle carrerecce con il carraboi, e in Sardegna si arrivava con i piroscafi che erano a vela. Ecco, lei ha coltivato questo sogno, lo ha coltivato tantissimo, ha studiato, ha letto, si è fatta una cultura pur avendo ripetuto la quarta elementare, essendo autodidatta e avendo ricevuto l'istruzione da parte dello zio prete, appunto, come lei stessa racconta nel romanzo Cosi, ma è seguendo questo sogno, applicandosi, è riuscita a francarsi e a guadagnare una posizione veramente eccellente nel panorama internazionale della scrittura e della letteratura, e lo ha fatto superando sia quelle difficoltà oggettive che dicevamo prima di carattere geografico, sia le difficoltà soggettive di scrivere di quello che accadeva qua, e quindi raccontarlo, e quindi come disvelare dei segreti di cui non si poteva parlare, delle situazioni familiari o sociali o comunitarie delle quali bisognava tenere il segreto, appunto. Ecco, lei è veramente un esempio politico, perché puntando in alto, sognando e coltivando la realizzazione di quel sogno, è riuscita a realizzarlo ed è diventata un simbolo per tutti, non solo per Nuoro, ma è un simbolo per l'Italia, per la letteratura internazionale. E quando ha ritirato il premio Nobel nel 1927, il 10 dicembre del 27, un anno dopo rispetto al 26 che era l'anno del premio, quando si presenta davanti al re a Stoccolma, fa un discorso semplicissimo di poche battute, di 2 periodi, e racconta proprio la parabola, un po' la leggenda del poeta figlio del pastore, che si presenta davanti al padre e dice: ma insomma, voglio fare il poeta, e viene mandato per una prima volta via, voglio fare il poeta per la seconda volta e sempre viene mandato via, la terza volta il padre capisce che quello doveva fare il poeta davvero, gli dice: questa è la tua strada. E poi fa un bellissimo discorso sul fatto del legame molto forte con la sua terra, con la nostra terra, con la natura e con la saggezza popolare, che sono state fonte di ispirazione come come che sia stata proprio una sorgente, una musa ispiratrice per la sua poesia. Ecco, con questi concetti di esempio di Grazia Deledda, che ha dato alla letteratura e che dà anche alla politica, se vogliamo, in questo momento di pandemia, che è stato ricordato anche dalla canzone introduttiva al premio, noi non dobbiamo mai perdere la visione e la speranza in un futuro migliore, però bisogna applicarsi. Se ci applichiamo ci sarà davvero un futuro migliore. Con questo messaggio diciamo così, di serenità futura che è data dalla storia di Grazia Deledda, che ha superato difficoltà oggettive e soggettive e si è affermata nel mondo come una grande scrittrice perché ha coltivato un sogno e si è applicata per realizzarlo, porto i saluti della città di Nuoro a questo importante premio e faccio gli auguri a tutti gli scrittori che hanno partecipato, e ringrazio ancora coloro che si sono spesi per l'organizzazione, primo tra tutti il nostro carissimo Antonio Roic. Ringraziamo il sindaco Andrea Soddu. Abbiamo qui stasera anche il presidente della fondazione del premio Grazia Deledda, Luca Saba. Benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. È per me motivo di particolare onore, di orgoglio poter essere il presidente della fondazione letteraria Grazia Deledda, soprattutto in questo anno di rilancio del premio, perché siamo in un anno particolare, lo diceva la canzone, un 2020 travagliato, pesante, ma perché siamo anche l'anno che precede i 150 anni della nascita di Grazia Deledda, per cui l'anno prossimo sarà un anno ancora più particolare per ricordare questa donna, per ricordarla nel modo migliore. Abbiamo con fatica, devo ringraziare il direttore Antonio Roic,
tentato di portare avanti questa rinascita, faticosamente dovevamo farla entro il 31 dicembre, l'abbiamo fatto entro l'anno perché per noi era importante testimoniare anche col Covid questo momento particolare, e lo abbiamo fatto grazie all'aiuto di tanti sardi che hanno creduto in Grazia Deledda. Quindi lo diceva prima anche il sindaco, ma dobbiamo ringraziare anche il sindaco del comune di Nuoro che ha creduto sponsorizzando questo evento, ma dobbiamo ringraziare anche la Fondazione di Sardegna, la stesso Banco di Sardegna, la Nuova Sardegna e l'Unione Sarda che hanno creduto in questo in particolare evento. Non dobbiamo dimenticare tra l'altro lo straordinario lavoro fatto da una giuria di commissari straordinari, bravissimi, tra l'altro di spessore elevato, di elevatissimo livello, che ridanno, grazie ai loro interventi, grazie alle loro valutazioni, un lustro ritrovato a questo importante premio letterario, sperando che questo sia il preludio per l'anno prossimo per festeggiare bene questi 150 anni, ma che sia anche il preludio per festeggiare al meglio e celebrare al meglio questa donna che sta portando e ha portato in alto il nome della Sardegna, dell'Italia, di Nuoro, ma che potrebbe essere utilizzata anche per un rilancio turistico, commerciale, chiamatelo un po' anche dal punto di vista di un nuovo turismo letterario, chiamiamo così, per visitare i luoghi dei ricordi, dei libri raccontati nelle storie di Grazia Deledda, per utilizzarlo al meglio, così come altri sistemi sono riusciti a fare in questi anni. Quindi credo che l'augurio migliore sia quello di esserci riusciti per quest'anno, perché l'anno prossimo in presenza, sperando di aver dimenticato questa pesante malattia, possiamo incontrarci tutti per festeggiare al meglio questa donna nei 150 anni della sua nascita. Grazie Luca Saba, Presidente della Fondazione del Premio Grazia Deledda. E ora abbiamo il Presidente del Consiglio Comunale, Sebastian Cocco. Benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Sarò molto breve perché mi unisco ai saluti che ha fatto il Sindaco a nome della città. Io naturalmente li farò a nome del Consiglio Comunale che ho l'onore di presiedere. E saluto, oltre gli ospiti, i giurati, i concorrenti, anche la famiglia Deledda, che credo sia rappresentata proprio da Grazia, dalla nipote, da una pronipote di Grazia Deledda, Grazia Madesani Deledda. E anch'io mi sento di ringraziare fortemente la Fondazione del Premio Letterario perché ha riportato alla ribalta un evento culturale di altissimo livello e riporta, oltre diciamo, le fatiche letterarie dei concorrenti, anche alla ribalta naturalmente la città di Nuoro e direi anche tutta la Sardegna. Faccio una breve riflessione, un po' l'ha detto anche il Sindaco. È vero, Grazia Deledda rappresenta un modello diciamo, di riscossa, ma quello che noi abbiamo cercato di fare, io mi sono occupato ho rivestito il ruolo di assessore alla cultura nel precedente mandato, e quello che abbiamo inteso fare era proprio rappresentare a tutto tondo la figura della Deledda, che non è solo naturalmente letteraria, ma anche un'icona di quello che un po' è diciamo, la nuoresità. E lo abbiamo fatto attraverso sì l'approfondimento letterario e scientifico, ma anche attraverso la divulgazione, soprattutto alle scuole primarie. L'abbiamo fatto attraverso anche la riproduzione della memoria del periodo, perché naturalmente la forza della storia di Grazia Deledda è legata anche al contesto, lo ricordava anche il Sindaco, al contesto di provenienza. Siamo ai primi del Novecento, non era certo semplice emergere da una periferia, quale eravamo, una periferia del mondo, qual era la Sardegna e qual era soprattutto Nuoro. Ci siamo occupati anche di riscoprire la Grazia Deledda attraverso l'arte visiva e attraverso la musica, e a queste iniziative dell'amministrazione si sono aggiunte quelle dei privati. Non ho timore a dire che questa sicuramente rappresenta quella che ha più lustro, sulla quale l'amministrazione comunale ha creduto tantissimo. E come dire, attraverso questo premio si intende rilanciare, secondo me, il messaggio più forte che Grazia Deledda ha lanciato, diciamo, al mondo, che è quello del racconto di un'isola. E il fatto di essere un'isola non significa necessariamente essere ai margini, ma significa
per se stesso essere un mondo che va raccontato, che va vissuto, e lei l'ha fatto, diciamo, egregiamente al punto di salire come degli altari della letteratura mondiale. Credo che questo messaggio sia stato interpretato anche dai concorrenti di questo premio letterario, anzi ne sono certo, e quindi a loro va il ringraziamento per aver partecipato, e ai giurati con nomi di così alto profilo per aver contribuito alla riuscita di questo premio. Quindi grazie a tutti e buon lavoro. Presidente del Banco di Sardegna, non so se sia in linea. Ripeto, ci colleghiamo con Antonello Arru che dovrebbe essere in linea. Sì, ce l'abbiamo? Presidente, mi senti? Sì, mi senti, Presidente? Non lo ritorno. Sì. Antonello? Sì, mi senti? Adesso ti sento, sì. Ecco, tu sei stato testimone di un pezzo di storia del premio Deledda negli anni 60. Ma, cioè, testimone forse è una parola troppo forte. Diciamo che mio padre ha seguito un segmento del temporale del premio Deledda, e in quel momento io vivevo ancora con i miei, in ragione dell'età. Quindi ho dei ricordi, anche dei ricordi simpatici. Ho avuto l'occasione, non so se definire la fortuna, di incontrare e di conoscere Gian Giacomo Feltrinelli, che era venuto perché il vincitore del premio Deledda, forse vincitore postumo, era Enrico Emanuelli, che pubblicava con i tipi di Feltrinelli, e ironizzò sugli abiti con i quali diciamo tutta la platea, compresi i ragazzi, erano vestiti. Cioè ironizzava sull'abito blu, mi ricordo. Non mi sentite? Sì, ti sentiamo. Poi tu avevi conosciuto anche Giuseppe De Sì, che era stato segnalato al premio Deledda in quegli anni. No, però Giuseppe De Sì l'ho incrociato in modo molto, ma molto superficiale, onestamente. Ecco, Giuseppe Fiori, Non però. posso. Giuseppe Fiori sì. Giuseppe Fiori sì. Giuseppe Fiori, no. Sì, Giuseppe Fiori Giuseppe sì, perché ho avuto... Vabbè, Giuseppe Fiori era un compagno di scuola di mio padre. Lo conobbi in quell'occasione, forse nella stessa occasione in cui incontrai Feltrinelli, e devo dire che Peppino Fiori fu molto, ma molto disponibile davanti anche alle mie insistenze, perché gli inviai ben 2 lettere con le quali chiedevo semplicemente delle indicazioni per provare ad organizzare uno spettacolo teatrale nel liceo che frequentavo, al liceo a Nuoro, il liceo Giorgio Asproni di Nuoro. Lo ricordo anch'io, molto sì. affettuoso. Lo ricordi anche tu, questo, Sì, sì. questo liceo Giorgio Asproni? Perché ho avuto anche la fortuna di essere compagno di scuola di Antonio Rui, che dovete sapere. Questa è una fortuna. Grazie, grazie. Sì, volevo chiederti ancora, ma nel 2021 ci ritroviamo insieme per la prossima edizione del Deledda? Ma io personalmente ci tengo moltissimo al premio Deledda, ma non tanto per un fatto, per la mozione degli affetti, perché sarebbe anche banale, come al di là del rimpianto che uno può avere per gli anni verdi della propria giovinezza, ma io credo che il premio Grazia Deledda e l'organizzazione del premio Grazia Deledda può costituire un mattoncino che insieme a tanti altri mattoncini possono concorrere allo sviluppo della città di Nuoro. E questo è un obiettivo al quale tengo molto, ma non tengo molto soltanto da nuorese, tengo in quanto sono sicuro che la Sardegna potrà svilupparsi soltanto se non escluderà nessuno dalla carovana, nessuna comunità, nessun territorio deve essere escluso dalla carovana. E quindi il
il premio Deledda in questa prospettiva può essere veramente, può costituire veramente un'occasione di interesse, un'occasione di attrazione. Naturalmente bisogna essere molto ma molto ambiziosi, cioè bisogna sollevare al massimo l'asticella, cioè senza peritarsi non dico di concorrere banalmente con altri premi di rango nazionale, ma se non concorrere, cercare quantomeno di emularli. Non dobbiamo abbandonare assolutamente la dimensione provinciale. Grazie Presidente. Questo, Sì, grazie Presidente. Noi dal Banco di Sardegna passiamo alla Fondazione di Sardegna. Ci dovrebbe essere in linea il Presidente Antonello Cabras. Non c'è? Attendiamo un attimo. Sì. No. È in linea? C'è? Arro ancora, ma non c'è Cabras. Dovremmo spostare. Vabbè, sentiamo metri, invertiamo? Vabbè. Ok. Grazia Deledda arriva a Cervia nell'estate del 1920, su suggerimento del poeta Marino Moretti. La scrittrice abbandona la Chiassosa Cesenatico e fa di Cervia la sua seconda patria. Qui incontra più volte il poeta Giuseppe Ungaretti. Ora ci colleghiamo con Massimo Medri, che è il sindaco. Sentiamo. Medri? Mi sente Medri? No, io non lo sento. Accenda il microfono, Medri. Sarà il bello della diretta, però. Dottor Medri, provi dal cellulare. Lui parla, però non si sente. Però probabilmente ha il microfono spento. Vabbè, lo chiamo. Vabbè, non ho cellulare, no, c'è il numero dell'ufficio. Dottor Medri, non la sentiamo. Lui probabilmente ci sente noi. Lui forse sente, sì, però. Perché vedo che continua. Sì. C'è Cabras? Ok.
Presidente Cabras, Eccomi qua. mi sente? Io sì, Benissimo sento bene. Presidente. Presidente, Io vi ho seguito perfettamente, mi sono un po' confuso fra YouTube e l'ultima coordinata che ho ricevuto. adesso c'è un disturbo. C'è ancora il disturbo? C'è ancora. È un problema suo, Presidente, però. E cosa faccio? Io devo tenere il microfono acceso, se no non mi sentite No, quando parlo. nella prima parte andava bene, però. E adesso come va? È sempre disturbato? Ce la facciamo? Ma sì, si sente. Si sente. Ci proviamo, Presidente. Volevo chiederle, la Fondazione ogni anno investe sulla cultura, ma Grazia Deledda Sì. può essere uno dei simboli di questo processo culturale che la Fondazione sostiene. Allora, non solo può essere uno dei simboli, ma io penso che l'opera meritoria che la Fondazione ha fatto rilanciando il premio deve farci guadagnare il tempo che abbiamo perso, perché Grazia Deledda non è un patrimonio solo sardo, è un patrimonio, direi, nazionale, ma non solo nazionale, quindi non solo dovremmo investire, ma dovremmo approfittare del 2021, che è l'anno, diciamo, nel corso del quale celebreremo i 150 anni, di approfittare di una serie di eventi per metterla al centro, perché è più attuale che mai il patrimonio di Grazia Deledda, e non solo per Nuoro Città. Sì, Presidente, noi ci contiamo molto e crediamo che la Fondazione sia in prima fila per questo progetto che anche la Fondazione Grazia Deledda porterà avanti. Assolutamente considerate la Fondazione di Sardegna a fianco delle iniziative, pronta a condividere con la Fondazione Premio Grazia Deledda il programma per l'anno prossimo. Grazie Presidente. Grazie a voi. Valentina. Passiamo adesso ai premi speciali. Allora, il primo è il premio dedicato agli studi delettiani. Ecco i finalisti. Maria Elvira Ciusa, per l'opera Grazia Deledda, Una vita per il Nobel. Delfino Editore. Rossana Dedola, Grazia, i luoghi, gli amori e le opere. Avagliano Editore. Dino Manca, edizione critica dell'Edera. Rubettino. Renato Marvaso, edizione critica di Dopo il divorzio, Garamond. Gian Bernardo Piroddi, Grazia Deledda e il Corriere della Sera, Edes. La commissione di saggistica è presieduta da Attilio Mastino, storico dell'Università di Sassari. I componenti sono Pietro Clemente, antropologo dell'Università di Firenze, Gian Giacomo Ortu, storico dell'Università di Cagliari, Lorenzo Paolini, giornalista, direttore editoriale dell'Unione Sarda, Luca Saba, presidente della Fondazione Premio Deledda. Vincitore è stato giudicato Dino Manca, che è filologo dell'Università di Sassari, per l'edizione critica dell'Edera. Ecco, Dino Manca è in linea. A Dino Manca è stata assegnata l'Edera d'Oro, la possiamo far vedere? Eccola qua. L'Edera d'Oro è dell'artista orafo Dario Marchi. Sì, ora sentiamo il presidente della commissione, Attilio Mastino, per le motivazioni. Attilio Mastino in collegamento da Sassari. Buona serata, è un piacere vedervi e sentirvi. Le motivazioni. Non sentiamo Attilio. Attilio, non sentiamo. Sentite, sì.
Mi sembra... Adesso sì, adesso sì. Bene, Dobbiamo riprendere. Dobbiamo riprendere. Dovevate autorizzarmi. Ho iniziato dicendo il piacere di aver partecipato alla giuria di questo premio nell'edizione 2020. Parliamo del volume Ledera, del romanzo Ledera di Grazia Deledda di Dino Manca. Attraverso una rigorosa analisi e di critica filologica, Dino Manca riesce a scandagliare la documentazione autografa manoscritta precedente alle 4 edizioni a stampa del romanzo Ledera di Grazia Deledda, pubblicate tra il 1907 e il 1908. Indagando la diversità redazionale intercorsa tra i testimoni, entriamo all'interno del laboratorio deleddiano e riusciamo a leggere in filigrana quel farsi testo che è proprio di ogni artigianato compositivo e di ogni opera d'arte. Siamo all'interno dell'edizione nazionale dell'Opera Omnia di Grazia Deledda. Grazie. Grazie. Dino Manca è nuorese, docente di filologia e linguistica presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Sassari e direttore della collana di filologia della letteratura degli italiani. È stato anche presidente della sezione di narrativa sarda del Premio Letterario Nazionale Grazia Deledda. Dino Manca in linea? Dino Manca, Ledera è stato un romanzo sottovalutato in Italia? Mi senti? Mi sentite? Non si sente. Scusate? Adesso sì. Tu hai sentito la domanda, Dino? No, c'è stato un ritorno, c'è un ritardo. Ecco, sì, volevo chiedere se Ledera... Hai sentito la domanda, Dino? No, c'è stato un ritorno, c'è un ritardo. Ecco, sì, volevo chiedere se Ledera... Hai sentito la domanda, Dino? No, c'è stato un ritorno, c'è un ritardo. Ecco, sì, volevo chiedere... Dino, le chiediamo se è possibile di abbassare il volume delle casse. Il volume delle casse è troppo alte. Adesso va bene? Sì, adesso va meglio. Ecco, Dino, volevo chiederti... Ci siamo? Sì, adesso va meglio. Ecco, Se può abbassare ancora. puoi abbassare ancora? Ci siamo? Mi senti, Dino? Beh, di più poi non vi sentirei io, Va bene così, ok. Ecco, Dino Manca. Dino, volevo chiederti, Ledera è stato un romanzo sottovalutato in Italia? Ecco, Dino Manca. Dino, volevo chiederti, Ledera... Mi senti? Hai sentito la domanda? Sottovalutato in Italia? Sì. Allora, intanto lasciatemi dire che sono davvero onorato e felice di ricevere questo premio. Prima di rispondere alla domanda che è importante, lo sono prima di tutto come studioso, ma lasciatemelo dire, lo sono come nuorese che ha indagato con gli strumenti della filologia l'opera della sua illustre concittadina. E sono grato anche alla giuria che ha apprezzato appunto l'edizione critica dell'Edera, anche perché l'edizione critica dell'Edera è la prima edizione di un romanzo della Deledda. L'Edera è un romanzo paradigmatico, molto importante per tante ragioni. Ragioni filologiche, letterarie e linguistiche certamente, ma anche ragioni legate alla circolazione e anche alla ricezione del testo, che sono questioni ampiamente trattate in questa edizione. E questo mi consente anche di rispondere a questa domanda. Ad esempio, la prima questione che merita di essere segnalata riguarda la datazione del romanzo.
Molte bibliografie di edizioni famose riportano infatti come data il 1906. In realtà, e questo dice della Deledda e dice dell'importanza di questo romanzo, pubblicò il suo romanzo di argomento sardo, appunto l'Edera, per la prima volta a Berlino in lingua tedesca nel 1907 e solo qualche mese dopo a Parigi in lingua francese. Come ci ricorda De Gubernati, sempre nel 7, dopo qualche mese in lingua spagnola, nella Nación di Buenos Aires. Solo nel 1908 quindi consegnò questo romanzo riveduto in molte sue parti agli italiani nella nuova antologia di Maggiorino Ferraris. È un romanzo che ebbe uno straordinario successo di pubblico, migliaia di copie vendute in Europa e naturalmente in Italia, conobbe un'importante riduzione drammaturgica, fu replicato per 10 volte al Teatro Argentina di Roma nella sua appunto trasposizione teatrale e conobbe fra le altre cose anche come dire la trasfigurazione, la trasposizione cinematografica e filmica con Genina nel 1950. Ci tengo a sottolineare questo aspetto perché non sempre viene ricordato che tra le tante cose l'opera delediana insieme a quella di D'Annunzio fu una delle opere più saccheggiate dal cinema. Sì, ecco, grazie Dino Manca del suo contributo e buona serata. Grazie. Buona serata a voi, grazie davvero. Il premio Deledda quest'anno ha avuto un concreto sostegno dai 2 quotidiani, l'Unione Sarda e la Nuova Sardegna, che hanno creduto fortemente in questo progetto. Credo abbiamo in linea il direttore editoriale dell'Unione Sarda, Lorenzo Paolini. C'è Lorenzo? Vediamo se è in linea. Va bene, se non c'è E Lorenzo, allora- c'è in linea invece Grazia Madesani Deledda. Ecco qua. Sì, Sì, buonasera. buonasera. La fondazione del premio letterario è stata costituita con la partecipazione di Alessandro Madesani Deledda, che ora non c'è più. Ricordo che una settimana prima di morire Alessandro mi chiamò dall'ospedale e mi inviò un referto. Era una sentenza di morte, un modo per dirmi addio, per farmi sapere che non c'erano più speranze. Lui era arrivato a Nuoro negli anni 90 per celebrare la grande nonna ed è stata un'esperienza comune che è durata per più di 20 anni. Ora, questa eredità è stata raccolta dalla nipote Grazia Madesani Deledda, che abbiamo in linea. Dicevo, avete raccolto questa eredità morale, un'eredità pesante, Grazia. Sì, l'intenzione è quella di proseguire il lavoro che svolgeva mio zio, quindi di rappresentarla in qualche modo, di tenere viva la sua memoria. E per questo ringrazio anche appunto voi, tutta la Sardegna, la Fondazione, insomma tutte le persone che si impegnano a mantenere viva la sua memoria e a celebrarla. Bene, grazie grazie a Elena e buona serata. Sì, c'è sempre un po' questo inghippo Sì. del nome, insomma, fa Sì, sorridere. certo, sì. Beh, sì, è un nome importante. Io la ringrazio tanto per avermi invitata a partecipare e veramente un ringraziamento a tutti coloro che si impegnano per questo premio e non solo. La attendiamo in Sardegna. Spero presto. Grazie. Grazie.
Allora andiamo avanti con i premi speciali. È la volta adesso del premio speciale Medicina e Letteratura, che è attribuito dalla Commissione Saggistica. Vincitrice è Eugenia Tognotti per l'opera La Spagnola in Italia, storia dell'influenza che fece temere la fine del mondo. A Eugenia Tognotti viene assegnata l'opera La guaritrice dell'artista nuorese Maria Grazia Dettori. E adesso possiamo farla vedere? L'opera? vediamo se è possibile. Eccola. Eccola qua, è Eccola questa. qua. È questa. La guaritrice. Sì, Maria Grazia Dettori. Maria Grazia Dettori è conosciuta come l'artista delle madri mediterranee, è un'artista raffinata. Io direi di leggere le motivazioni della giuria per Eugenia Tognotti. Assolutamente sì. Attilio Mastino. Sì, è un piacere. La giuria del premio Grazia Deledda nella sezione Letteratura, Storia e Medicina ha premiato il volume La Spagnola in Italia, storia dell'influenza che fece temere la fine del mondo. Franco Angeli, Milano 2015, di Eugenia Tognotti, professore ordinario di Storia della Medicina e Scienze Umane, saggista, editorialista, acuta commentatrice della società contemporanea. È stata la fondatrice del Centro per gli Studi antropologici, paleopatologici e storici dei popoli della Sardegna e del Mediterraneo. Il premio è assegnato per il contributo offerto con i suoi studi sulle quarantene e le epidemie alla comprensione del tempo che viviamo col Covid-19, una emergenza che ha sconvolto la vita collettiva e le vite individuali. La conoscenza degli sviluppi della più tremenda epidemia di influenza della storia recente, 1918-19, la Spagnola in Italia, rappresenta uno strumento fondamentale per capire gli effetti della pandemia del 2020-21. Auguri a Eugenia Tognotti. Eugenia Tognotti è docente di Storia della Medicina e Scienze Umane presso l'Università di Sassari, saggista e scrittrice, editorialista di giornali come La Stampa e Il Secolo XIX. Ha scritto fra le altre opere La malaria in Sardegna, Il mostro asiatico, storia del colera in Italia, edizione la terza, L'altra faccia di Venere. È Eugenia Tognotti in linea? No, non c'è. Allora passiamo Valentina. Parliamo di Galtellì. Parliamo di Galtellì. Grazia Deledda soggiornò a Galtellì ai primi del Novecento, nella casa delle Dame Pintor, a 2 passi dalla cattedrale pisana di San Pietro. E dopo il suo soggiorno nel paese del Cedrino, la Deledda scrisse il fortunato romanzo famosissimo Canne al vento. Dovremmo avere in collegamento da Galtellì il sindaco Giovanni Santoporcu. Vediamo, eccolo. Sindaco Gessei, sindaco. Buonasera. Buonasera sindaco. Galtellì è un paese che vive ormai da tanti anni nel nome della Deledda. Sì, Antonio. Galtellì ha avuto la fortuna di avere amministratori nel tempo che hanno dato un modello di sviluppo alla comunità, fondando e in qualche modo sviluppando tutto quello che era un processo che andava semplicemente colto, sviluppato, e sono stati bravi allora, a partire da, lei ha conosciuto benissimo, Giovanni Cosseddu, Renzo, e a seguire si sono impegnati tantissimi per sviluppare in una comunità che allora era una semplice Cenerentola sul territorio, perché sai benissimo, Orosei esprimeva il mare, il Goli aveva la sua potenza di fuoco grazie all'industria dei mangimifici, un segmento agropastorale importante. Quindi Galtellì è stata brava a sviluppare appunto un modello di paese che a partire dal suo centro storico, a seguire poi con tutta la sua storia legata appunto alla cultura, alla religione, al Santissimo Crocifisso, una serie di segmenti ha creato questo modello di sviluppo che oggi ci porta ad avere quasi 250 posti letto, ad avere 5 locali di ristorazione, muovere un'economia
un'economia che è corrispondente anche a quello che la comunità riesce a soddisfare, a sviluppare. Naturalmente non ci poniamo dei limiti, per carità, perché è importante anche intrattenere rapporti con diversi ambienti della cultura, e quindi per questo ci siamo legati ai parchi letterari, e ai paesi bandiera arancione, ai borghi autentici, comunità che comunque sulla cultura, sul modo di essere, sullo sviluppare proprio partendo dal proprio passato, hanno creato veramente delle ricadute importanti. E oggi noi portiamo avanti tutto questo lavoro, spendiamo tanto, anche noi abbiamo il nostro premio letterario internazionale, diamo merito veramente a una donna, in questo caso Grazia Deledda, ma l'abbiamo unita anche con Maria Lai, che è un'altra donna sarda che ha veramente portato e traguardato la Sardegna in ogni dove. Grazia Deledda è stata tradotta in 40 lingue e quindi di conseguenza la conoscono molto fuori. Noi dobbiamo essere bravi, come diceva prima anche il presidente della fondazione, a tirare su l'asticella, a in qualche modo lavorare ancora anche in squadra per portare la Deledda ancora più in alto, perché veramente c'è ancora bisogno, per fortuna, di cultura, c'è ancora bisogno di Grazia Deledda. Grazie Sindaco. Grazie a voi e grazie. Grazie. Auguro buon lavoro. Grazie. Rosso e violento come il diavolo, lo descrive Grazia Deledda in Canne al vento. Don Zama, il padre delle dame Pintor nella Galtellì del primo Novecento, è un uomo prepotente e protegge a modo suo l'onore delle 4 nobili donne ormai decadute. Le donne sono costrette a restare chiuse in casa. Madonna Lia, sorella di Ruth, Noemi ed Esther, si ribella e fugge per cercare la libertà al di là del mare. Molto bello, grazie. Passiamo a un altro premio speciale. Passiamo al premio Amistade, che viene dato a Piera Porcu per il suo romanzo Custu est un paradiso terrestre. Possiamo vedere la pergamena e il premio, che è un altro premio molto significativo, la scultura della La Guaritrice. Vediamo se possiamo vederla. Eccola, sì. Realizzata anche questa dall'artista Maria Grazia Dettori di Nuoro, che come abbiamo detto è conosciuta come l'artista delle madri mediterranee. Questa è la storia di una faida spezzata. Siamo a Rune negli anni 40. Bacchis Porcu viene ucciso dopo essersi ripreso 2 cavalli che gli erano stati rubati da abigeatari. Il fratello Francesco, un mese dopo, va nell'ovile degli assassini per riprendersi i cavalli, ma anche lui viene barbaramente ucciso. A Rune, nel paese del codice della vendetta barbaricina, scritto da Antonio Pigliaru, sta per scoppiare una nuova sanguinosa faida. Ma Antonio, il terzo fratello, spezza la catena delle vendette, infrange il codice barbaricino e col gregge emigra verso il Lugudoro. La figlia Piera, su questa storia, ha scritto un romanzo, e Custu est un paradiso terrestre. È in linea Piera Porcu? Sì, sono in linea. Buonasera Piera. Buonasera. Una faida ammainata, una storia che ha segnato la sua famiglia. Dobbiamo chiedere a Piera di abbassare un po' il volume delle casse, Tevo. Piera, puoi abbassare il volume delle casse? Ci proviamo. Va bene così? Sì, va meglio. Hai sentito la domanda? Sì, ho sentito la domanda. Bene. Ripeti un attimino. Sì, questa è una faida spezzata, una faida ammainata, una storia che ha segnato la vostra famiglia. Ah, sì, assolutamente. Una faida ammainata per volere di mio padre, di Antonio, il fratello grande, che dopo la morte dei 2 fratelli ha preferito voltare le spalle a un mondo di sangue, alla valentia legata alla vendetta e allo spargimento di sangue, ha preferito realizzare la sua valentia andando verso i campi del Lugudoro, l'America sarda, verso i campi di Uzieri, portandosi dietro il fratello piccolino e i genitori e gli orfani, i figli di Bax, quello che è stato ammazzato. E lì è iniziato una nuova vita, un nuovo mondo, pur non dimenticando mai le sue radici runesi e la sua lingua runese, non l'ha mai tradita. L'ha sempre parlata perfettamente e ha sempre ricordato il suo paese.
però ha iniziato una nuova vita nei campi pozieresi, dove poi ha messo su famiglia come una donna dell'Udoro e dove ha dimostrato la sua valentia creando una grande azienda agropastorale e vedendo crescere i figli che hanno poi proseguito, no? Alcuni nel lavoro di campagna, altri negli studi, proseguendo verso le lauree. Grazie, grazie Piera, buona serata. Grazie a voi, grazie soprattutto per il prestigiosissimo premio, grazie. Sì, vediamo se è in linea ancora Eugenia Tognotti. Non riusciamo a recuperarlo. Il sindaco di Cervia Medri, Massimo Medri, in linea? Eccolo, però non sentiamo ancora, dottor Medri. Come? Lo sentiamo al telefono? Possiamo sentirlo al telefono, dottor Medri? Annuisce, quindi... Sentilo tu e lo metti al microfono. Lo sento io? E lo metti al microfono. Devo sentire... No. Ecco, proviamo con il collegamento telefonico. Pronto? Sente? Sì, assolutamente. Sì, adesso la sentiamo finalmente. Io le ho detto prima che Cervia è la seconda patria di Grazia Deledda. Come la celebrate in questa cittadina? Ma noi tutte le occasioni sono ideali per ricordare Grazia Deledda, lo facciamo avendogli dedicato, oltre alla cittadinanza onoraria, una delle poche figure rappresentative insieme a Ungaretti insieme a Vecchione, Mario Luzzi, che godono della nostra cittadinanza onoraria. Il ricordo di Grazia Deledda in tutti gli angoli di Cervia, nella sua casa, nel municipio con una targa dedicata a lei, i giardini dedicati a Grazia Deledda, quindi è una figura veramente per noi amica, nota, che viene ricordata soprattutto da coloro che hanno fatto la storia di questa città, i pescatori, i salinari, quindi si sono tramandati la memoria di questa grande persona e noi ne siamo orgogliosi e vi volevo fare i complimenti perché l'ammirazione che ho nelle prolusioni che voi avete fatto, che soprattutto lei ha detto nella sua introduzione, aver in un periodo come questo rilanciato un premio letterario, credo che sia veramente una sfida che voi lanciate per dire che questo paese può riprendere se mette in valore la sua storia e la sua cultura, e sarà uno dei modi veramente per riprendere la barra della barca, tanto per ricordare una memoria cara a Grazia Deledda. Ecco, noi lo ricorderemo ulteriormente, ci auguriamo a primavera di inaugurare un parco letterario dove la presenza di Grazia Deledda sarà uno degli elementi centrali insieme ad altre figure che hanno segnato la nostra storia, da Tonino Guerra a Dante Alighieri, a Mario Luzzi e Giuseppe Ungaretti, tutte le location che in qualche modo hanno toccato la vita di queste persone, noi le ricorderemo con l'inaugurazione, con un percorso letterario. Quindi grazie della vostra sfida che noi raccogliamo volentieri, sperando oltretutto di coniugarci anche con la città di Nuoro come abbiamo fatto anche in passato. Sì, speriamo che nasca una collaborazione più stretta fra Nuoro e Cervia. Mi diceva il sindaco di Nuoro stamane che poteva nascere anche una sorta di gemellaggio. Assolutamente sì. Noi ci auguriamo che proprio la ripresa possa testimoniare un po' questo collegamento attraverso un gemellaggio di cui io fin da oggi mi impegno a portare la proposta in Consiglio Comunale.
Bene, grazie Sindaco e buona serata. Sì. Grazie a lei, scusate ancora. Grazie. Sì. Ora Valentina leggerà il discorso che Grazia Deledda fece il 10 dicembre del 1927 durante la cerimonia del Premio Nobel a Stoccolma. Sono nata in Sardegna. La mia famiglia, composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ma quando cominciai a scrivere, a 13 anni, fui contrariata dai miei. Il filosofo ammonisce: se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se va per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. Senza vanità, anche a me è capitato così. Avevo un irresistibile miraggio del mondo e soprattutto di Roma. E a Roma, dopo il fulgore della giovinezza, mi costruii una casa mia, dove vivo tranquilla col mio compagno di vita ad ascoltare le ardenti parole dei miei figli giovani. Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino, ma grande sopra ogni fortuna la fede nella vita e in Dio. Ho vissuto coi venti, coi boschi, con le montagne. Ho guardato per giorni, mesi ed anni il lento svolgersi delle nuvole sul cielo sardo. Ho 1000 e 1000 volte poggiato la testa ai tronchi degli alberi, alle pietre, alle rocce, per ascoltare la voce delle foglie, ciò che dicevano gli uccelli, ciò che raccontava l'acqua corrente. Ho visto l'alba e il tramonto, il sorgere della luna nell'immensa solitudine delle montagne. Ho ascoltato i canti, le musiche tradizionali e le fiabe e i discorsi del popolo. E così si è formata la mia arte, come una canzone o un motivo che sgorga spontaneo dalle labbra di un poeta primitivo. Bene, c'è stato, mi segnalano, un errore nell'attribuzione di un premio. Saccabadora che è attribuita a Eugenia Tognotti. La possiamo far vedere? È sempre un'opera di Maria Grazia Dettori. Grazie, sì. Valentina, passiamo ai vincitori della narrativa nazionale. Sì, ecco i finalisti. Allora, Stefania Auci, I Leoni di Sicilia, Edizioni Nord. Benedetta Cibrario, Il rumore del mondo, Mondadori. Maurizio De Giovanni, Il pianto dell'alba, Einaudi. Antonietta Langiu, Tessiture di donna, Manni Editore. Marta Morazzoni, Il dono di Arianna, Edizioni Guanda. Alessio Petretto, Come una roccia sgretolata, Edizioni Morellini. Vanessa Roggeri, La cercatrice di corallo, Rizzoli. Giorgio Scianna, Cose più grandi di noi, Einaudi. Nadia Terranova, Addio fantasmi, Einaudi. Il presidente della commissione è Aldo Maria Morace, ordinario di italiano all'Università di Sassari e segretario degli italianisti. I componenti: Ermanno Paccagnini, ordinario di italiano all'Università Cattolica di Milano. Antonio Di Rosa, direttore della Nuova Sardegna. Antonio Roic, giornalista, direttore della Fondazione Premio Deledda. I vincitori sono Vanessa Roggeri per il romanzo La cercatrice di corallo e Giorgio Scianna per Cose più grandi di noi. I premi ai vincitori, possiamo vederli? Sono un trittico, rappresentano la Dea Orante, la possiamo vedere? Eccolo. Sì, e poi la Dea Luna e infine la Dea della Pintadera. Sono opera di uno scultore singolare, Gigi Porceddu, che vive a Villassor, sì. E vive a Villassor e scolpisce le pietre dei fiumi. Capolavori che sono esposti in importanti musei europei.
E colleghiamoci con lo presidente della commissione, Aldo Morace, per le motivazioni per Vanessa Ruggeri. Sì. Dopo Il cuore selvatico del Ginepro e Fiore di fulmine, con La cercatrice di corallo, Vanessa Ruggeri chiude una sorta di trittico narrativo, giungendo al suo esito più coinvolgente e maturo. A dominare è il mare sardo, orizzonte fisico e simbolico nel suo moto di flussi e di ritmi, racchiudendo una Sardegna mitica e vendicativa, selvaggia e maestosa, di irresistibile fascinazione. Si ripannano storie di anime appenate, di odi, amore contrastato ma inestirpabile, vite delidianamente intrecciate fra tradizione e modernità, attorno a Regina, adolescente e cuore terrestre in cui vibra il riscatto dal male esistenziale che rende feroci. Grazie. Sentiamo anche il giudizio di un altro componente della commissione, Antonio Di Rosa, che è collegato, dovrebbe essere collegato con noi dalla redazione della Nuova Sardegna. Buonasera a tutti. Tanto sono felice di essere qui tante volte. Abbiamo contribuito anche noi nel nostro piccolo ad allestire questo premio. Felice perché Grazia Deledda è un'icona italiana, non solo sarda, la seconda donna al mondo che fu insignita del premio Nobel. Non sempre fu accettata in casa, nella sua terra natale, ma riuscì con la potenza della sua scrittura ad affermarsi. Felice perché si ritorna al premio Deledda. 13 edizioni onestamente sono proprio poche e qui tutti ci dobbiamo impegnare, come ho sentito anche da chi è intervenuto prima, a sostenere questo premio, a fargli varcare definitivamente i confini. C'era il sindaco di Cervia, già parlava di gemellaggio. Ecco, questo dobbiamo fare, portare questo premio al di là della Sardegna, perché c'è bisogno di cultura. La cultura ci consente di alzare l'asticella, anzi di saltarla, e invece di occuparci di beghe politiche da cortile ci possiamo occupare di profondità, di persone e cose. Vanessa Ruggeri è un editorialista della Nuova Sardegna. Io sono felice di averla tra di noi perché, come dice Morace, ci siamo parlati tante volte, ha un che di verismo nel suo modo di raccontare i personaggi. I suoi personaggi, quest'ultimo per esempio, questa cercatrice di corallo, è una famiglia dilaniata da debolezze, da rancori, ma anche da coraggio e da amore. E allora lei ha, anche quando fa gli articoli per noi, ha una capacità di approfondimento umano e una sensibilità che la distinguono da tanti altri. È per questo che sono felice che il premio sia stato assegnato a lei, perché lo merita, e io sono convinto che farà una grande carriera da scrittrice se continuerà a lavorare con questo impegno e con questa dedizione. Grazie direttore. La sua passione per la scrittura è nata da quando la nonna le raccontava favole e leggende sarde, intrecciate con le memorie dell'infanzia. Sono storie di una Sardegna antica, magica, misteriosa, che hanno segnato la sua vita, facendole nascere il gusto per la narrazione e il desiderio di mantenere vivo il sottile filo che ci collega a un passato ormai perduto. Vanessa, in linea? Eccomi. Eccola. Sì, Vanessa, cosa hai voluto raccontare? Buonasera, cosa hai voluto raccontare nella tua cercatrice di corallo? Permettimi, Antonia, di ringraziare tutti voi, la giuria. Ringrazio il professor Morace, ringrazio il direttore Di Rosa per le bellissime parole. Sono felice, veramente felice, perché è un premio prestigioso. Non nascondo che lo sognavo da tanto tempo, ancora prima, ben prima di pubblicare
il mio primo romanzo nel 2013, quindi veramente oggi è una giornata speciale per me. Con il romanzo La cercatrice di corallo ho voluto raccontare qualcosa che noi sardi troppo spesso abbiamo dato per scontato, come spesso accade quando qualcosa capita sotto gli occhi di continuo, in questo caso il corallo. Il libro è nato ad Alghero, la capitale del corallo, nella riviera del corallo. Il corallo, Corallium rubrum, il corallo di Sardegna, uno dei più pregiati al mondo, fa parte della nostra storia. In pochi la conoscono, una storia millenaria che ha influenzato la nostra economia, che ha influenzato usi e costumi, da che fa parte appunto della nostra gioielleria sarda, che nasconde e custodisce un universo di simbolismi apotropaici, religiosi, simbolici, veramente, veramente affascinanti. Quindi il corallo meritava e merita di essere raccontato, e a me interessava raccontare in particolar modo la vita dei pescatori di corallo, degli uomini e delle loro famiglie legate al mare. La loro sopravvivenza era così legata al mare, alla raccolta di questo prezioso rametto. Una vita dura, molto molto pericolosa, lo è tutt'oggi, una vita rischiosa quella dei corallari, benché siano cambiati i metodi di raccolta. E dici corallo, dici Sardegna, una Sardegna fatta di contrapposizioni, di antitesi molto forti. Io ho voluto raccontare la Sardegna della terra e la Sardegna del mare, sono due facce della stessa medaglia, e ho voluto raccontare in particolar modo l'antitesi tra una Sardegna del passato, rappresentata da questa matriarca Dolores Siddi, da questo patriarca Fortunato De Rosas, in contrasto tra loro, avvelenati da vecchi rancori, due genitori che si ritrovano così prigionieri di un sistema di pensiero ancestrale, che antepongono il loro orgoglio e l'onore a tutto e a tutti, a costo di finire in tragedia, e che considerano i propri figli una sorta di prolungamento di se stessi, nel bene e nel male. E poi ho voluto raccontare una Sardegna invece che è liberata da una sorta di gioco della tradizione, una tradizione fin troppo tribale, rappresentata appunto dai figli di Fortunato e di Dolores, una Sardegna possibile, una Sardegna della speranza, del futuro. Questi figli che si affrancano dai genitori, pensano con la propria testa, e grazie anche a questo sentimento che è fatto di purezza che nutrono l'uno per l'altra, riescono a non far diventare quel rancore, appunto, ancora una volta, faida. Sono i figli in questo caso che danno una lezione di vita ai genitori, ed è una lezione di vita comunque che avverrà a caro prezzo. Grazie Vanessa. Adesso... Grazie a voi, grazie ancora, è un onore. Grazie per questo premio. Sì. L'altro vincitore è Giorgio Scianna di Pavia, e sentiamo di nuovo il presidente della commissione Aldo Maria Morace per le motivazioni. Consentitemi di dire che come storico della letteratura sono stato felice di presiedere questo premio che nel segno di Grazia Deledda, cioè della massima narratrice italiana mai vissuta. Vorrei che la Sardegna avesse piena coscienza di questo, cosa che invece non sempre avviene. La Commissione ha ritenuto appunto di proclamare due vincitori, non solo per una assurda, inutile equiparazione fra delle quote rosa, eccetera. Ecco, erano due libri bellissimi, e la Commissione all'unanimità appunto ha ritenuto di procedere ai due vincitori. Ecco, andiamo ora a Giorgio Scianna. Con Cosa è più grande di noi, Scianna torna a interrogarsi e a interrogarci con narrazione sapiente sulle pagine oscure del terrorismo, sul prezzo di dolore pagato da coloro che l'hanno vissuto dall'interno, ma inconsapevolmente, e che se ne sono poi dissociati pur senza denunciare i compagni di lotta.
Margherita, la diciottenne che percorre questo amaro itinerario di formazione, adempie splendidamente nel romanzo al compito primario della letteratura, che è quello di una conoscenza scaturente dalla coscienza dell'ingiustizia. In uno spazio claustrofobico, Margherita convive con i demoni che le urlano dentro e Shanna ne penetra l'interiorità lacerata con una scrittura al tempo stesso ferma e delicata, di intensa forza penetrativa. Grazie. Possiamo sentire anche il giudizio di Ermanno Paccagnini, collegato da Milano, sempre su Cose più grandi di noi. Buonasera. Buonasera, bentrovati e un bentrovato proprio anche al premio, dopo questa pausa che è intervenuta. Io vi ringrazio di avermi fatto l'onore di essere membro del premio. Abbiamo già avuto in passato dei begli incontri, nei pochi momenti in cui si è avuto modo di trovarci, no? Ecco, proprio in quel di che dire di questo romanzo? Ma devo dire, le motivazioni le ha dette già Aldo e vi troverai a ripeterle, ma dico brevemente che è un romanzo che merita il premio proprio innanzitutto per delle ragioni stilistiche, per la scrittura, per questa capacità di equilibrio nella gestione delle interiorità e del dialogo, quindi diciamo c'è un aspetto stilistico. Per il piano strutturale, questa capacità di gestire i due momenti, il primo quasi da teatro da camera alla Strindberg, di questa ragazza chiusa, parlava Aldo proprio di questa chiusura dentro a macerarsi con i suoi demoni, e poi nella seconda parte lo sviluppo più movimentato, più narrativo, dove intervengono le vendette dei compagni. Ma direi che è un romanzo importante proprio per un altro aspetto, cioè nel piano di quelli che sono i romanzi che sono andati a rivisitare gli anni del terrorismo. Importante per chi mette al centro, cioè chi si è trovato dentro senza saperlo, per di più una ragazza che quindi si trova a dover ragionare da grande all'improvviso, una ragazza che si dissocia ma non denuncia e quindi si trova proprio a vivere questo dramma con tutte quelle che sono, ed è l'altro aspetto importante, la ricaduta in ambito familiare. Quindi l'ambito familiare dei fratelli, della madre, del padre. Ecco, c'è molto movimento in questo romanzo, ma è proprio il quadro diverso rispetto a tanti romanzi che hanno rivisitato il terrorismo. È questo che lo fa diventare importante, ma soprattutto anche importante dal punto di vista letterario, proprio per la gestione narrativa. Credo che sia proprio il romanzo della maturità di Shanna in questo caso. Grazie Paccagnini. Lo scrittore americano Richard Lansdale, autore di romanzi e racconti di fantascienza, lo ha definito un maestro nel raccontare storie come quella di Marghe. Per l'Einaudi ha pubblicato fra gli altri anche i romanzi Fai da te la notte, vincitore del premio Comisso, 18 secondi prima dell'alba, La regola dei pesci, vincitore del premio internazionale Città di Como. Sentiamo il vincitore Giorgio Shanna, c'è collegato da Pavia Giorgio Shanna. Giorgio. Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti. Sì, il romanzo racconta un periodo oscuro del paese, quello del terrorismo. Intanto un grazie a tutti, veramente sono emozionato per le parole dette al professor Moraci, al professor Paccagnini, grazie a Gioroica, a tutti, veramente emozionante essere qui insieme anche con questa modalità strana. Grazie a Deledda ovviamente. Cose più grandi di noi è la storia di Marghe, che è una ragazza che a 19 anni esce dal carcere di San Vittore perché ha ottenuto gli arresti domiciliari e era stata catturata mesi prima come fiancheggiatrice di un gruppo della lotta armata e per questo era stata condannata per favoreggiamento, anche se aveva di fatto solo partecipato ad alcuni incontri di questo gruppo. E Marghe torna nella sua casa, anzi non nella sua casa, nella casa dove continuano a vivere la madre e i fratelli, ma va a vivere dall'altra parte del piazzale di San Siro, e in un appartamento che il padre ha preso solo per lui e la figlia, perché qualcosa si è rotto tra Marghe e la madre. La madre è un avvocato che ha aiutato
la figlia nel processo, perché Marghe è una pentita. Quindi Marghe a 19 anni si trova ad avere bruciato tutte le tappe, si trova a essere stata una terrorista, una detenuta, una pentita, e adesso è chiusa in questa sua piccola cameretta colorata di pesca e non sa qual è il suo posto nel mondo. Ecco, questo romanzo è anche una storia di pentiti. Sì, Giorgio, sì, è una l'hai storia di sentito? pentiti. Sì, è una storia di pentiti. La legge sui pentiti è stata una bomba che è esplosa in Italia all'inizio degli anni '80, è stato uno strumento importantissimo per sconfiggere l'organizzazione criminale, è stato uno strumento per mettere la parola fine agli anni di piombo, ma ha lacerato il paese. Io mi ricordo i dibattiti sui giornali, nelle aule di tribunali, nei bar sulla legge. Io frequentavo il primo anno di giurisprudenza e mi ricordo che ero assolutamente confuso, anche perché c'era un professore che urlava indignato contro questa legge e un altro professore che l'aveva scritta. Quindi io a 19 anni ero più che confuso da queste affermazioni. E questa confusione entra anche nella casa di Marghe, soprattutto entra negli occhi del fratello 14enne Martino, che non capisce cosa stia accadendo, non capisce la legge. Lui che non legge niente passa i pomeriggi a sfogliare gli articoli del Corriere della Sera per capire perché una parte di Milano ce l'abbia così tanto con sua sorella e sia arrivata a scrivere la parola terribile che andava di moda in quegli anni, che era l'insulto peggiore, cioè infame. Gli anni di piombo sono una cicatrice ancora aperta oggi. Sì, io lo pensavo, ma devo dire che col viaggio che ho fatto col romanzo l'ho toccato, cioè ho toccato tante cicatrici e tante ferite ancora aperte. Mi è capitato diverse volte di incontrare persone nelle presentazioni che abbiano fermato dicendo: Marghe potevo essere io, proprio perché Marghe è una gregaria, non è una persona che ha preso il mito e ha sparato. E ho incontrato anche altre persone che invece raccontavano ancora con emozione e con rabbia il loro odio nei confronti dei terroristi, perché erano quelli che gli avevano impedito di fare una vita normale. Non sto parlando dei familiari delle vittime, sto parlando di gente comune che magari ha trovato ostacolo nel frequentare l'università, nello spostarsi in treno, soprattutto nelle grandi città. E questa ferita era ancora aperta. Quindi ferite aperte e anche una mancanza di racconto trovato. Per esempio i ragazzi oggi non sanno quasi niente degli anni di piombo, non sanno quasi niente perché i programmi scolastici non ci arrivano, ma anche forse perché i loro genitori non hanno voluto o non hanno saputo raccontare quel periodo. Se oggi il paese è così, se la giustizia in questo paese è così, credo che molto nasca in quegli anni, e spesso ci dimentichiamo di quanto quel tempo, di quanto quel periodo parli a noi oggi. Grazie Scianna e complimenti ancora, Grazie a buona voi. serata. Grazie. Valentina Sulas è un'attrice di teatro. Come ho detto prima, ha curato un monologo su Grazia Deledda tratto dal romanzo La madre. Ora ci farà un frammento, un estratto, diciamo, di quello spettacolo, che poi è stato messo in scena anche al Fringe di Edimburgo e che ancora oggi gira in Italia. Anche quella notte mio figlio Paolo si preparava per uscire. La mia stanza era a fianco alla sua e io lo sentivo muoversi furtivamente, aspettando che io mi coricassi per uscire in segreto.
Io spensi il lume, ma non mi coricai. Seduta a fianco alla porta mi stringevo l'una con l'altra queste dure mani di serva, ancora umide della risciacquatura dei piatti. Ma di momento in momento la mia inquietudine cresceva, vinceva sulla speranza che mio figlio si acquietasse, che come un tempo si mettesse a leggere o semplicemente andasse a dormire. Per alcuni minuti i suoi passi furtivi cessarono. Si sentiva solo il rumore del vento, accompagnato dal mormorio degli alberi intorno alla piccola parrocchia. Io avevo già chiuso la porta di strada con 2 spranghe incrociate per impedire al diavolo di entrare in casa. Però, in fondo, a queste cose ci credevo poco. E anzi, pensavo con una certa amarezza che lo spirito maligno era già entrato in casa, che beveva alla brocca del mio Paolo e si aggirava intorno allo specchio di lui. Ecco che Paolo si muoveva di nuovo. Forse era proprio davanti allo specchio, sebbene questo ai preti non sia permesso. Ma che cosa non si permetteva a Paolo da qualche tempo in qua? Mi sembrava di vederlo, come se la parete divisoria si fosse spaccata, una figura nera contro lo sfondo tutto bianco della sua cameretta. Alto, fin troppo alto, dinoccolato quasi. E io, nel mio cuore di madre, in fondo mi compiacevo di vederlo così, bello alto, forte. Ma poi il rumore dei suoi passi furtivi mi richiamò alla mia pena. Usciva, non c'era più dubbio, usciva. Il vento continuava a sbattersi contro la casa e io fui presa da un impeto d'ira. E no, io volevo vincerlo, il demonio. Scesi e uscii anche io. Il chiarore ora azzurro, ora giallo della luna tra le nuvole in corsa illuminava la piazzetta e il prato davanti alla chiesa. Dal paesotto non si vedeva già più un lume, un filo di fumo. Dormivano le povere casette, arrampicate su per la china erbosa come 2 file di pecore. Gli ontani in fila davanti alla chiesa si sbattevano per il vento, neri, furiosi, sconvolti come mostri, ed in risposta al loro fruscio arrivava il lamento dei pioppi e dei canneti giù a valle, e in tutto quel dolore notturno, nell'ansito del vento, il naufragare della luna tra le nuvole in corsa, si confondeva la mia angoscia di madre che insegue il figlio. Fino a quel momento io m'ero illusa, nella speranza di vederlo scendere al paese per andare a visitare qualche malato. E invece, eccolo, che correva verso la casa antica. E in quella casa antica non c'era nessun malato, ma soltanto una donna, sana, giovane, sola, Agnese. Grazie. Grazie Valentina. Allora, c'è una segnalazione speciale della commissione narrativa per Antonietta Langiu per l'opera Tessiture di donne. Antonietta vive nelle Marche e scrive pensando alla sua Sardegna. Si intrecciano storie di donne, storie vere, come quelle della nonna Andrea Neri, della sua amica Joyce Lussu o dell'artista Maria Lai. Vediamo se in collegamento c'è Antonietta Langiu. Antonietta! Ci sono. Mi senti? Sì, adesso sentiamo Buonasera. Antonietta. Sì, buonasera. Buonasera a tutti. Il tuo romanzo... Bene. Dimmi. Il tuo romanzo è anche un omaggio a Joyce Lussu? Beh, Joyce Lussu fa parte ormai delle donne che io... cioè i miei romanzi sono sempre... le protagoniste sono sempre donne. E Joyce Lussu forse è una delle più importanti, perché è stata lei in effetti che mi ha spinto a pubblicare. Io non ci avevo mai pensato, io scrivevo perché mi faceva piacere, perché fin da ragazzina ho sempre scritto, però non così, su foglietti volanti. Un giorno lei è capitata qui, Joyce, che era un'amica, e mi dice: so che scrivi, fammi leggere le tue cose. E così mi ha in qualche modo costretta
perché siamo partiti assieme per la Sardegna per cercare prima un editore sardo, perché dice che cioè, le mie cose erano più sarde. E infatti è stato pubblicato Sagontra, il primo libro che poi è un ammasso di rocce granitiche dietro la casa di campagna dei miei. E poi siamo partiti assieme per Venezia e lì è stato pubblicato un libro, sempre Sagontra, però diverso, dietro la casa, e sempre con Joyce, grazie a lei, insomma. E poi io ho continuato a scrivere, visto che c'era stata questa spinta in qualche modo di Joyce, altrimenti non l'avrei mai fatto. Grazie Antonietta e buona serata e complimenti. È una storia sempre, una storia vera, tutta al femminile, molto sarda, perché Lisa, la ragazza che viene a trovarmi, in effetti è una storia vera in cui sono due persone che si parlano, sarei io che l'ascolto e lei che mi racconta i suoi guai, le sue paure, le sue delusioni, e quindi poi mi dice di scriverne e io ne ho scritto, ecco. Bene, grazie Antonietta. Grazie. Possiamo far vedere anche la pergamena di Antonietta Langiu? Eccola. Bene, ora passiamo alla saggistica nazionale. Sì, allora, i finalisti. Tra i finalisti abbiamo Luciano Canfora con l'opera Fermare l'odio per Mondadori, Vera Genu, Potere alle parole, perché usarle meglio, Einaudi, Marco Revelli, La politica senza politica, Einaudi, Paolo Rumiz, Il filo infinito, Feltrinelli, Eugenio Scalfari, L'amore, la sfida, il destino, il tavolo dove si gioca il senso della vita, Einaudi, Vito Teti, L'Italia dei paesi tra abbandoni e ritorni. Sento un collegamento. No? Ok, andiamo avanti. Vito Teti, L'Italia dei paesi tra abbandoni e ritorni, Donzelli Edizioni. Guido Tonelli, Genesi, il grande racconto delle origini, Feltrinelli. Giovanni Ugas, Sciardana e Sardegna, Edizioni della Torre. Massimiliano Valeri, La notte di un'epoca, Ponte delle Grazie. Gustavo Zagrebelski, Diritto allo specchio, Einaudi. La commissione ha proclamato vincitore Gustavo Zagrebelski per l'opera Diritto allo specchio della Einaudi. Ecco, vediamo la pergamena. E anche la dea della puntiadera, possiamo farla vedere? Opera di Gigi Porceddu. Sì, opera di Gigi Porceddu, è un'opera ugualmente realizzata con le pietre di fiume. Possiamo adesso collegarci con Sassari, col presidente della commissione Attilio Mastino, per le motivazioni dell'attribuzione del premio. Grazie davvero per l'occasione e naturalmente parlo anche a nome del resto della commissione, di cui facevano parte Pietro Clemente, Gian Giacomo Ortu, Lorenzo Paolini, Luca Saba. La giuria ha apprezzato sotto molteplici aspetti il saggio Diritto allo specchio di Gustavo Zagrebelski, Einaudi 2018, che parte dall'esperienza pluriennale di docente universitario a Sassari negli anni 70 e poi a Torino, capace di proporre ai lettori, come già ai suoi studenti, una visione del diritto sintetica in una prospettiva storica profonda, ancorata ai problemi economici, sociali, culturali, etici che incombono sulla società contemporanea. Emergono i temi della legalità, dello Stato di diritto, dei diritti umani, della giustizia che oggi subiscono ogni sorta di distorsione sotto la pressione degli interessi di parte. Di particolare rilievo sono le molte pagine dedicate alla Costituzione, la cui scrittura nel secondo dopoguerra equivale, per Zagrebelski, all'atto solenne di fondare una città come nel mondo antico. Ricordo le frasi di Tito Livio: urbem novam, iure eam, legibusque, ac moribus deintegro condere parat. È il re Romolo e poi il re Numa Pompilio che fondano la città, l'uno con le pietre e l'altro col diritto e con le leggi. Nel senso di gettare le fondamenta ideali
principi e regole di una convivenza civile che, se non cessa mai di coltivare nel suo seno il conflitto, può tuttavia ritrovare l'ispirazione e l'orientamento per comporli secondo diritto, nell'affermazione dei diritti umani universali e nel riconoscimento della pari dignità di tutti i cittadini, a prescindere da ogni caratterizzazione sessuale, etnica e religiosa. Dunque una forte difesa della Costituzione italiana, vista laicamente come aperta, capace di riconoscere e tenere assieme l'insopprimibile pluralismo degli interessi, delle forze e dei valori. Vi ringrazio. Colleghiamoci ora con lo storico Gian Giacomo Ortu, che è un altro componente della commissione. Non c'è? Bene. Gustavo Zagrebelsky è uno dei più illustri giuristi italiani ed è stato prima giudice costituzionale, poi presidente della Corte Costituzionale. Tra le sue numerose opere ricordiamo il diritto mite, la giustizia costituzionale contro l'etica della verità. È accademico dei Lincei e delle Scienze di Torino. In linea professor Zagrebelsky? Professore? Sì. Buonasera a tutti. Grazie di tutto. Ho ascoltato questa motivazione letta dal professor Mastino, ma non sono io quello. Forse è lui, forse siete voi, forse la giuria che ha visto delle cose delle quali io non sono dignus, ecco, diciamo, non mi ci riconosco. Cercherò in futuro di sforzarmi per essere quella cosa lì. Ecco. Vediamo, professore, cercheremo di rivedere. Ascolti, lei ha dedicato la sua vita alla Costituzione. Sì, io ho iniziato a insegnare il diritto costituzionale, pensi, nel 1969, quindi sono 51 anni, e ho incominciato proprio a Sassari, dove sono stato per 8 anni. E devo dire che è stato forse il periodo più bello della mia vita, dal punto di vista professionale e anche delle amicizie che sono riuscito a stringere in quegli anni. Diciamo, all'inizio non era molto facile, devo dire che lo spirito sardo un po' chiuso lo è, diciamocelo tra di noi, no? Soprattutto nei confronti di coloro che venivano come si dice ancora adesso, dal continente. C'era una certa diffidenza, ma poi quando le case, le persone si aprivano, allora si stabilivano delle amicizie che non finiscono più. Ecco. Quindi questo premio mi ha particolarmente... Sì, questo dunque è un premio per lei che ha un significato particolare, il premio Deledda? Appunto, per quel motivo. Io non sono un letterato, non posso dire nulla su Grazia Deledda, però potrei dire molte cose sulla Sardegna di quegli anni e anche sulla nostalgia per quegli anni e sul desiderio mio e anche di mia moglie di appena possibile, anzi io avrei approfittato di questo premio se fosse stato possibile venire a ritirarlo, come si usa dire, in presenza, per fare un bel giro in Sardegna in una stagione non turistica e nel cuore della Sardegna, non sulle coste che sono così belle, dove noi veniamo tutti gli anni perché abbiamo questa abitudine di passare qualche settimana a Villa Simius, ma quella settimana lì la passiamo in uno dei posti più belli del mondo, ma che potrebbero essere nei Caraibi, ma invece la Sardegna vera da scoprire, che è quella fuori dai giri turistici, credo che la si possa vedere andando all'interno, nelle terre aspre, quelle, come si dice, dove anche il miele è amaro. Dico bene? Sì, no. Come ha detto Salvatore Gambus, certo, professore. Ma noi come fondazione, qui me lo sta suggerendo il presidente Saba, noi l'attendiamo quando finirà il Covid, l'attendiamo come nostro ospite, chiaramente. Ecco, volevo chiedere un'altra cosa, professore, però. Lei ha detto di recente, ha consigliato ai giovani, leggete molto e scrivete poco. Ma ce lo spieghi?
Diciamo, è una battuta un po' autoironica, perché io ho scritto tantissimo. Forse se avessi scritto di meno avrei scritto meglio. Ecco, però è diciamo, un monito. Quante parole si dicono, quante parole si sprecano. C'è anche una legge, diciamo, abbastanza facilmente comprensibile. Troppe parole fanno sì che quelle che si dicono poi pesano poco o pesano nulla. Ecco, quindi diciamo, per quel che mi resta della mia esistenza, prometto che scriverò pochissimo e leggerò molto, con la soddisfazione di tante persone che quindi risparmieranno tempo a leggermi. Aggiungo alla motivazione così ricca di spunti che è stata letta dal professor Mastino. Se io dovessi dire qual è il punto di vista al quale mi sono ispirato, è il seguente: il diritto è quella cosa che serve agli esseri umani e non il contrario. Non sono gli esseri umani che devono vivere per la legge, ma è la legge che deve essere applicata e deve vivere per gli esseri umani. Capite che al fondo c'è una citazione evangelica, no? Quando si dice che il sabato, la legge del sabato, esiste per gli uomini, ma non per gli esseri umani, ma non sono gli esseri umani che esistono per il sabato. Ecco, un po' un rovesciamento di prospettiva rispetto al modo con il quale il diritto si considera, si insegna anche, che sembra che il diritto sia una ragnatela che sta sulle nostre teste, pronta diciamo, ad acchiapparci, a punirci, a vietarci le nostre libertà. Diciamo, una concezione del diritto liberatoria e non oppressiva. Grazie professore, speriamo di averlo presto ospite. Buona serata. Certamente, grazie a voi. Grazie. E buona. Grazie. La commissione di saggistica ha anche segnalato un altro scrittore, l'archeologo Giovanni Ugas, per il suo libro Sardana e Sardegna. È in linea, professore? Sì, sono in linea. Mi sentite? Sì, sentiamo. Ma gli antichi sardi, professore, possono essere identificati con gli antichi sardi nuragici? In che modo possono essere identificati con gli Sardana? Beh, occorre dire che dopo la decifrazione dei geroglifici egizi, dalla metà dell'Ottocento, archeologi e storici hanno discusso dei questi popoli del mare, insieme ai genti del Nord Africa, tra il 1220 e il 1180 a.C., annientarono i grandi imperi allora dominanti nell'est del Mediterraneo, a cominciare da quello egizio e da quello ittita, e si stensarono anche nel loro territorio. Tra i popoli guerrieri del mare ebbero il posto più rilevante gli Sardana, che apparvero nella storia dal 1460 a.C. e oggi, grazie all'esame comparato dei testi contemporanei egizi, ittiti e micenei, e anche ad un tempo delle fonti letterarie classiche, e anche dai dati si può affermare con certezza che gli Sardana erano i sardi. I sardi che innalzarono migliaia di torri e castelli. Questa identità è solo dai manufatti importati ed esportati dalla Sardegna e dalle stringenti analogie che riguardano il nome, l'aspetto, l'abbigliamento, le armi, le navi e le caratteristiche di genere, ma anche dagli assedi e dalle conquiste marinarie dei sardi in Creta, Grecia e anche altre regioni del Mediterraneo, tramandate da vari autori classici come Simone del Liceo e Plutarco.
Bene, bene, grazie professor Ugas. Grazie a voi, ringrazio molto per Io l'invito. vorrei riprovare se è Eugenia Tognotti in linea oppure non c'è? Come? Ah, Gian Giacomo Ortu, perfetto, sì. Sentiamo Gian Giacomo Ortu che dovrebbe parlare dell'opera di Zagrebelsky. Prego Gian Giacomo. Non si sente? Si sente così? Sì, ora si sente. Ora si sente. No, ancora non si sente. No, non si sente. Cosa possiamo suggerire? Dovrebbe provare ad accendere di nuovo ad accendere il microfono, non la sentiamo. Non la sentiamo. No. Purtroppo continuiamo a non sentirla. Sì, va avanti. Sì. Adesso si sente. Si sente? Si sente ora? Ah, sì, adesso la sentiamo. La sentiamo, sì. Va bene, allora posso parlare. Allora, piuttosto che entrare nel merito di un'opera troppo ricca e complessa per meditare qualsiasi semplificazione, vorrei evidenziare due qualità di Diritto allo specchio di Zagrebelsky. Due qualità che la rendono attrattiva anche per il lettore comune. La prima qualità, certamente legata alla sua derivazione da un corso di lezioni, è il respiro dialogico, il suo ragionare di diritto di fronte a una platea di interlocutori che è recettiva ma non passiva. Chi legge con attenzione il libro avverte la presenza di questi interlocutori e comprende meglio che intento dell'autore è non solo di fornire strumenti concettuali di lavoro al giurista, ma di educare al diritto, di promuovere la cultura giuridica in un pubblico non specialistico. La seconda qualità del libro, Zagrebelsky non se ne avrà male, se uso un termine usurato, è la disposizione militante, con una duplice applicazione, pro iure e pro democrazia. Pro iure nella consapevolezza che quello del diritto non è l'universo tutto composto delle norme giuridiche, ma un terreno di confronto e di conflitto tra punti di vista diversi e talora opposti. Pro democrazia, anche qui nella consapevolezza che le regole della convivenza democratica non sono né univocamente né stabilmente date, ma sono il prodotto sempre precario del confronto e del conflitto tra interessi diversi e talora incomponibili. Si è sentito? Sì, sì. Bene, Gian Giacomo, ora parliamo di un altro che visse tra la Belle Époque e la Telesarda, è Don Franceschino Guiso Galisai. È l'uomo che ha portato l'industria alla fine dell'Ottocento nel villaggio dei pastori, è l'uomo che poi nel 1915, ne ha parlato anche Salvatore Satta nel giorno del giudizio, ha acceso le lampadine a Nuoro e nel territorio spegnendo le candele. La commissione di saggistica ha attribuito anche una segnalazione speciale allo scienziato Guido Tonelli per la sua opera Genesi, il grande racconto delle origini. Tonelli, fisico dell'Università di Pisa, ha lavorato al CERN di Ginevra per la scoperta del bosone di Higgs, la particella di Dio. Non so se il professore sia in linea. No. Sentiamo le motivazioni. Sentiamo Attilio Mastino. Sì, il professor Tonelli si scusa, ha dovuto lasciare il collegamento, si scusa con gli organizzatori del premio, con coloro che ci stanno ascoltando e mi scrive grazie ancora per la segnalazione che mi onora, mi scusi anche
con Angelo Roic. Lo scienziato Guido Tonelli. Sarà Antonio Roic, vabbè. Scusami, Antonio Roic, sì. Scusa, ti ho cambiato io il nome. Lo scienziato Guido Tonelli dell'Università di Pisa, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, è uno dei più illustri fisici italiani. Ha collaborato presso il CERN di Ginevra alla scoperta del bosone di Higgs, la particella di Dio. Ha insegnato all'Università di Sassari all'inizio degli anni 90 presso la facoltà di farmacia nel complesso di via Vienna. La giuria del premio Grazia Deledda nella sezione narrativa segnala il volume Genesi, il grande racconto delle origini per Feltrinelli, che quasi in parallelo con la Bibbia racconta la storia della Terra fin dalla sua genesi. Il Big Bang, la grande esplosione che ha dato vita a ogni cosa, le prime luci che hanno rischiarato il buio primordiale, le giganti stelle primitive, le galassie e infine l'uomo, dai tempi del Neanderthal fino ai filosofi greci che pensavano a un caos primordiale. Del resto già il poeta Esiodo, nel VII secolo a.C., scriveva: all'inizio e per primo venne a essere il caos. È stata segnalata la capacità di cogliere il cambiamento culturale in atto e di stimolare l'interesse del grande pubblico alle nuove strabilianti scoperte scientifiche, il desiderio di affiancare la scienza alla filosofia e alla religione, con il tentativo di tratteggiare l'immensità delle galassie e i nuovi scenari sull'origine dell'universo. Siamo orgogliosi veramente di averlo avuto a Sassari e più di recente amico, perché ha partecipato alla inaugurazione dell'anno accademico e in varie occasioni ha collaborato col nostro rettore emerito Massimo Carpinelli. Grazie Attilio. Grazie. Siamo arrivati verso la conclusione. Questo è un premio che abbiamo come fondazione fortemente voluto, che si sarebbe dovuto svolgere a marzo ed è saltato per il Covid. Io chiamerei il presidente Luca Saba, per le conclusioni di questa serata. Ne approfitto, come scrisse Grazia Deledda: il rimedio in noi, sentenziò la vecchia, cuore bisogna avere, null'altro. Io penso che si sente? Non si sente. Adesso si sente? Sì, Ok. ricomincia. Sì. Allora, utilizzo quanto ha scritto Grazia Deledda per, penso, sintetizzare questa serata. Il rimedio in noi, sentenziò la vecchia, cuore bisogna avere, null'altro. Cioè questa è la dimostrazione che col cuore siamo riusciti a fare sistema, a unire delle menti eccelse per dare una valutazione a degli scrittori italiani, a onorare una straordinaria donna che è vissuta in un periodo molto maschile e che è riuscita in qualche modo a farsi spazio con fatica, riuscendo ad avere un risultato straordinario, che è il Nobel, in un periodo forse ancora più difficile per una donna per poterlo avere, che proveniva da una terra ancora più difficile per una donna. Per cui credo che oggi innanzitutto occorre ringraziare davvero tutti gli organizzatori, ma soprattutto il direttore della fondazione, Antonio Roic, che ci ha messo il cuore, come tutti, come i presidenti delle commissioni, i componenti delle commissioni, hanno messo il cuore davvero e l'abbiamo gettato tutti oltre l'ostacolo, cercando di fare un qualcosa che un anno fa ci sembrava impossibile. Perché lo dico chiaramente, è difficile comunque programmare delle cose che hanno il solo significato di far bene alla Sardegna, alla nostra nazione, al ricordo, a Nuoro, senza denari. Noi siamo riusciti a farlo con pochissimi denari, con una grande collaborazione da parte di enti privati, con la grande collaborazione del Comune dove è nata Grazia Deledda, e quindi questo credo che sia veramente una rappresentazione opposta a quella che sempre abbiamo dato nella nostra storia, cioè quello di elevare i muri
e le vari muretti a secco che abbiamo in Sardegna. Noi oggi abbiamo dimostrato di abbattere i muri. Credo che ce lo chiedesse forse, che lo volesse anche Grazia Deledda con ciò che ha tentato di raccontare, forse varcando il mare e riuscendo ad arrivare anche a raggiungere questo Nobel meritatissimo. Una giuria di eccezione, dei vincitori eccellenti. Credo che ci diano la forza, Antonio, di rilanciare per il prossimo anno un anno straordinario per i 150 anni dalla nascita, come dicevamo all'inizio. È stata la volontà di tutti e ringraziamo tutti, nonostante il disagio dovuto a questo sistema di dialogo che abbiamo utilizzato, ma anche questo è un lanciare il cuore oltre l'ostacolo, perché abbiamo sconfitto il Covid in questo momento, così, con questo collegamento, abbiamo sconfitto il maltempo che ci sta attanagliando in tutta Italia in questi giorni, quindi abbiamo sconfitto quelli che sono gli ostacoli che ci pongono per il raggiungimento di un obiettivo che era quello di celebrare veramente Grazia Deledda nel migliore dei modi. Ringraziamo veramente di cuore sia anche la nostra segretaria che ha curato tutta l'organizzazione anche amministrativa di questo evento, la cantante e l'attrice che hanno letto veramente e cantato con una maestria veramente incredibile. Ci avete colpito, nei messaggi che ho ricevuto avete colpito anche a distanza, quindi è il segnale che evidentemente si riesce a far passare comunque il messaggio. Credo che non ci sia più nulla da ringraziare, non so se ho dimenticato qualcuno, spero di no, tutti gli scienziati, tutti gli ospiti, tutti quelli che hanno partecipato, perché credo che nonostante le difficoltà l'evento sia pienamente riuscito così come lo volevamo immaginare. Quindi grazie a tutti.